ospito, poi chiedo anche alla regia se è presente dalla sede di Udine il successivo ospite oppure se non è ancora arrivato perché aveva dei problemi tecnici che ci ha comunicato prima dell'inizio della diretta. Gianni Sartori, dicevamo, autonomisti occidentali che invece sono di parere contrario a quello espresso da Sergio Bolzonello. Stanno organizzando, raccolgono delle firme per fare un referendum sull'ospedale di Pordenone. Perché? Perché vi siete svegliati oggi? Premesso che non... Stavate dormendo? No, non stavamo dormendo, io dormo anche poco, quindi... Male, perché dormire fa anche un po' bene. Mi basta poco, no? mi basta poco. Premetto che a livello provinciale non è possibile, non è previsto il referendum consultivo della popolazione, quindi necessariamente purtroppo il referendum sarà richiesto solo per i cittadini di Pordenone. Evidentemente, come ha detto anche Bolzonello prima, l'ospedale di Pordenone riguarda tutta la provincia. Quello che contestiamo noi è che si sono spesi dei soldi per la ristrutturazione dell'ospedale, c'è anche un preventivo che mi consta essere di 100 milioni di euro per ristrutturare il vecchio, premesso che anche il padiglione A e il padiglione B non siano a norme antisismiche, comunque con 100 milioni di euro si riesce a fare il lavoro. Però lei ha sentito l'ex sindaco di Pordenone dice non sarebbe possibile rimanere nell'attuale sito di via Montereale 24. Se non sarebbe possibile, perché ne stanno parlando da 5 anni, nuovo o vecchio, nuovo o vecchio? Il progetto c'è per la realizzazione del nuovo ospedale. C'è un progetto per la sistemazione del vecchio anche c'è. C'era il vecchio progetto presentato da Illy per costruirlo ex novo in un'altra area. No, lì. No, nell'area del parcheggio dell'ospedale vecchio. Va bene, ok. Allora, adesso hanno in programma anche di costruire la cittadella della salute, quindi facciamo una cosa qua, 1-2 chilometri di distanza. Ma questo c'era già nelle polemiche iniziali. Sì, va bene, tutto quello che vuole, però io dico, parto dal fatto che 274 milioni di euro sono necessari di preventivo. Poi se fanno come la riqualificazione della Pontebana che doveva costare del 13 è costata 28, chissà dove andremo a finire. Ma voi 120 milioni, mancano 120 milioni che vengono recuperati dai privati, non si sa come, non si sa cosa vorrebbero fare per l'area vecchia, perché anche demolire e smaltire costa. Adesso io sono andato a vedere l'ospedale di Mestre, l'ospedale di Mestre è stato costruito con questa project financing, sì. No? Hanno costruito una specie di centro commerciale, un incrocio tra un centro commerciale e un giardino tropicale. Vabbè, lei arriva, mette la macchina e già comincia a pagare. Ma il progetto di Pordenone, di Pordenone è un progetto diverso. Giustamente, ma non è tanto diverso, perché giustamente quando un privato mette dei soldi, giustamente dico, è chiaro che si aspetta una remunerazione, ma non possiamo pretendere che questa remunerazione venga scaricata completamente sull'utente finale. Però Bolzonello ha detto che bisognerebbe un po' ridurre la partecipazione dei privati a questa spesa, come ha fatto Udine, che ha mantenuto comunque una cifra abbastanza limitata. Col bisognerebbe non si va da nessuna parte. Perfetto. Allora dicono, va bene, quanti sono? Il 60, rischio è che 50... Pordenone non abbia né uno né l'altro. Ma il rischio Vi sentite anche, se noi sistemiamo e costruiamo nell'area vecchia, nel giro di 3 o 4 anni l'ospedale è finito, sicuramente. Mentre ricercando finanze che non si sa dove dovrebbero ricercarle, perché vedo tutte le aziende sono in crisi, chi si mette a portare 120 milioni? Perché adesso state cavalcando questa, tra virgolette, battaglia? Finora avete parlato di autonomia, di autonomismo, avete parlato di altri problemi. Tra l'altro il leader del movimento Un'altra regione sarà Pordenone Bandelli, da Trieste arriverà a Pordenone. Trieste però si sta costruendo un bel ospedale, lo sta allargando. Udine non ne parliamo. Io penso che le comunità devono essere come le famiglie, se possiamo permetterci di spendere dei soldi li spendiamo, altrimenti li risparmiamo, perché se 150 milioni sono disponibili, io dico 100 li mettiamo nel vecchio ospedale, lo demoliamo quello che c'è da demolire, sistemiamo e con gli altri 50 magari costruiamo il carcere, che non se ne parla più del carcere, non se ne parla più perché proprio non ci sono neanche più finanziamenti. Allora dico, non si possono spendere i soldi che non abbiamo, lo diceva sempre anche mio padre.
Allora, noi intanto salutiamo e ringraziamo Gianni Sartori, Autonomisti Occidentali, poi parleremo anche delle vostre vicende perché avete perso pezzi all'interno di un'altra regione. Prima una grande coalizione, poi via via i pezzi si sono persi lungo la strada, vabbè, insomma, questo parleremo fa parte della situazione politica generale che è un disastro. E quindi ha sintetizzato tutto. Grazie e buon lavoro, e proseguiamo il nostro telegiornale. Lo scenario è descritto nel documento della conferenza dei rettori delle università italiane nel